Comincia a prendere forma il progetto iraniano, l'Acragas potrebbe davvero passare nelle mani degli imprenditori asiatici. Caremo, da quello che trapela, avrebbe intenzioni serie, acquisire l'intero pacchetto del club, nuovo look allo stadio e Seneto e tentare il ripescaggio. Ma ad oggi sono solo e soltanto buone intenzioni, parole, promesse da verificare alla prova dei fatti. Nelle prossime ore, secondo quanto riferiscono i bene informati, l'imprenditore iraniano farà tappa ad Agrigento. Sul suo visto c'è una richiesta ben precisa: acquisto quote societarie dell'Acragas. L'operazione economica si aggirerebbe sugli 800.000 euro, ci sarebbero i debiti pregressi. Silvia Alessi e Marcello Giovannini potrebbero tirare un sospiro di sollievo. Caremo, amico di diversi imprenditori locali, avrebbe voglia di rilanciare il calcio agrigentino, provando a creare attorno ad esso anche un business importante fatto di programmazione e dettagli che dovrebbero fare la differenza. Soluzioni alternative comunque non se ne vedono all'orizzonte. Oltre all'investitore iraniano, nessuno sembra avere interesse ad acquistare il club, destinato così ad un inglorioso fallimento. A frenare però i sogni dell'imprenditore ci sarebbe la burocrazia. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere coinvolto ancora una volta il sindaco di Agrigento Lilo Firetto. Un secondo faccia a faccia utile a chiarire intenzioni e idee. Queste sono parole, per i fatti servono soldi e progetti. L'Acragas entro la fine del mese potrebbe conoscere il proprio futuro.